Confronto sul miglio per sole femmine di 3 anni. Sono in 10 al via: 1 Giulietta Clan, 2 Golden Rose SP, 3 Gianca Capar, 4 Gianira Caff, 5 Godiva Lan, 6 Gioia con Big F, in seconda linea 7 Grayscale Matley, 8 Gioia TRGF Risaia, 9 Guinnett SM, 10 Gioia Spritz. Pronostico che vede Gianca Capar favorito, numero 3 Emanuele Matteini in sediolo, Gianira Caff numero 4 l'alternativa principale, macchina che accelera. Partiti con tentativo esterno di Gioia con Big F di assumere l'iniziativa, si oppone Gianca Capar. Che deve ancora superare però Golden Rose SP che si oppone. Golden Rose in vantaggio, Gianca Capar che attacca dopo i primi 200 in 14,7. Insiste Gianca Capar, va su Golden Rose che però non lascia sfilare l'avversaria. E così le due procedono appaiate, poi Gianca Capar cerca di accodarsi in seconda posizione, operazione che riesce, di precisione su Gioia con Big F. Intanto però 44,3 per i primi 600, c'è Guinnett SM in terza posizione. E intanto all'esterno la risalita di Gianira Caff dopo i primi 800 metri. Gianira progredisce e si trascina Giulietta Clan. 59,7 per i primi 800 metri di gara, andatura molto sostenuta. Progredisce comunque Gianira Caff. In seconda posizione rimane sempre Gianca Capar, se ne va 1 chilometro nell'ordine dell'1,15 secco. Terza ruota per Giulietta Clan che progredisce e costringe ad avanzare Gianira Caff, mentre rimane alla corda Gianca Capar. 400 alla conclusione con Gianira Caff che cerca l'aggancio con Golden Rose SP. A contatto rimane Gianca Capar, poi anche Giulietta Clan. Cavalli alla metà dell'ultima curva con Golden Rose SP che cerca di mantenersi in vantaggio. L'errore di Giulietta Clan, retta d'arrivo, in vantaggio è Golden Rose. L'attacco di Gianira Caff, poi all'interno lo scatto di Gianca Capar, finale con Gianca Capar e Giulietta Clan. Gianca Capar sul palo riesce a prevalere di precisione su Gianira Caff, mentre al terzo finisce Golden Rose SP 1,15,7 il ragguaglio conclusivo, 31,5 chiudere, tutti un po' stanchi alla fine, ma sul palo è Gianca Capar che riesce a prevalere di misura. Andiamo a rivedere ancora l'arrivo dopo il calo di Golden Rose SP. Gianca Capar e Gianira Caff che finiscono nell'ordine. Alle loro spalle c'è Golden Rose SP. Il successo per l'allieva dunque di Emanuele Matteini, da favorita scuderia Matteini, che è neanche l'allenatore.